Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre. Come di consueto, Simone Inzaghi si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro i Blaugrana. L'ultima settimana non cancella il lavoro iniziato 4 anni fa. È stata una stagione entusiasmante. Abbiamo analizzato le ultime partite. Siamo arrivati qui quando qualcuno diceva che avremmo avuto difficoltà a entrare tra le prime 4 in Italia. Non mi sentirete mai parlare male della mia azienda e del mio percorso. Abbiamo superato ogni più rosea aspettativa. Risposta alle critiche: qual è il momento più difficile per l'Inter? Quando affronti una semifinale di Champions League, non può essere il momento più difficile. Siamo tutti entusiasti di quello che abbiamo fatto, della partita che giocheremo domani. Dovremo essere bravi a giocare una partita di sacrificio, tecnicamente pulita. Ci vorranno tante componenti per superare un avversario così forte. Thuram e gli infortuni. Thuram ha svolto oggi il suo primo allenamento con la squadra. Ha mostrato buoni segnali. Domattina faremo un riscaldamento muscolare. Parlerò con il ragazzo e decideremo. Gli altri ci sono tutti. Dumfries può giocare dal primo minuto, ci manca molto. Al posto di Pavard può giocare uno tra Bissek, Darmian e De Vrij. E poi sulle riflessioni che il ritorno potrà portare. Pensavamo di avere già Thuram a Roma e non è stato così. Domani vedremo. Molto dipenderà da come starà il ragazzo quando si sveglierà domani. Un grande Barcellona. Conosciamo il Barcellona. Flick è un grande allenatore. È una squadra offensiva, recupera palla quando la perde. È una squadra costruita nel tempo, con molti giocatori cresciuti nelle giovanili. Hanno numeri incredibili, hanno vinto 2 titoli e possono vincerne altri 2. Abbiamo molto rispetto, ma non abbiamo paura. Vogliamo giocare come una vera Inter. Cambio tattico senza Thuram. No, se Thuram non gioca, credo che dovrò scegliere tra Taremi e Arnautovic. Come sta Di Marco? Federico sta bene, la squadra è in ottima forma fisica, perché abbiamo giocato una partita in cui abbiamo battuto il Bayern Monaco, che è una delle squadre più fisiche d'Europa. Abbiamo avuto qualche infortunio in più. Le ultime 2 partite e mezzo non devono farci ingannare. Federico giocherà dal primo minuto, poi vedremo come si svilupperà la partita. Lascia un mi piace al video così YouTube potrai avvisarti dei prossimi video. Continua. Come affrontare il Barcellona? Conosciamo la potenza offensiva del Barcellona, dovremo fare un ottimo lavoro in difesa, come abbiamo fatto finora. Dobbiamo attaccare e difendere insieme e assicurarci di non creare occasioni da gol. Abbiamo difeso molto bene in questa Champions League in difesa. Domani sarà un'altra occasione per dimostrarlo. Settimana horror dell'Inter. Un periodo negativo? Potrebbe succedere. Non succedeva da tempo. Eravamo abituati a vincere, questo fa molto male, ma la squadra sta bene, il gruppo è forte e unito. Siamo preparati per la partita di domani, che è molto importante per noi. Discorsi nello spogliatoio. Parole ai nostri compagni? Serve unità, questa è la parola chiave. Dobbiamo essere uniti. Questa settimana è stata difficile per tutti noi. Siamo i primi a soffrire. Abbiamo parlato, abbiamo detto cose che restano nello spogliatoio. Domani affrontiamo il Barcellona in semifinale di Champions League e questo dice tutto. Gli auguri per il 2010. L'Inter vivrà il 2010 con lo stesso entusiasmo? Sicuramente. Questa è una cosa che, per me, non deve mai mancare in una squadra. Cuore, determinazione e impegno devono essere presenti. Non tutte le partite sono uguali, ma l'importante è che queste caratteristiche siano sempre presenti. Noi siamo pronti. Abbiamo lavorato molto bene, abbiamo recuperato le energie. Dobbiamo giocare con molta personalità, come abbiamo fatto prima. Il nuovo Lautaro. Come è cambiato Lautaro rispetto alle altre volte al Barcellona? È più grande, ride, NDR. È un Lautaro che vuole vincere, arrivare in finale, affrontare il Barcellona nel modo giusto. Siamo carichi. Sono fiducioso. Il gruppo ha lavorato molto bene. L'importante è che il gruppo sia solido e forte, perché poi abbiamo uno staff tecnico che ci aiuta ad andare in campo. Il ritorno di Thuram è la strada verso la Champions League. L'importanza di Thuram? È un giocatore molto importante per noi. Sono contento che sia qui con noi,
a disposizione, anche se non conosciamo ancora la formazione e se partirà titolare. Sta facendo una grande stagione. Puntare solo alla Champions League. Noi giochiamo sempre per vincere o arrivare fino all'ultima partita in tutte le competizioni. Abbiamo una maglia molto prestigiosa sulle spalle. Nelle partite di campionato non siamo stati attenti come in Champions League, ma abbiamo tutto per migliorare. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Pensi che diventeremo campioni dello scudetto? O no? Lascia un mi piace e iscriviti al canale.